La questione indipendenza del Veneto approda a Palazzo Ferrofini, che dedica una seduta straordinaria del Consiglio, un tema caro alla Lega che oggi torna alla ribalta in un clima di forte scontento e ipertassazione. Indipendenza, secessione che nella quotidianità di tutti i giorni sembra farsi strada tra amministratori e imprenditori. La secessione alla quale noi stiamo assistendo è una secessione della partita IVA che se ne va. È la secessione che ci dà come risultati 162.000 disoccupati. Il Consiglio regionale è chiamato ad una prova importante, tradurre in realtà un sentimento, un desiderio che in molti sentono, ma sul quale, spiega il governatore Zaia, è molto chiaro. Essere seri fino in fondo e di dire ai cittadini che con l'attuale legislazione vigente noi non possiamo convocare i seggi elettorali e chiedere una consultazione referendaria, perché non è possibile. Pronto a firmare anche domani per il sì all'autonomia, ma si deve fare i conti con le regole, le norme, e da qui la scelta della strada dell'autodeterminazione, volgendo lo sguardo all'Europa e alle istituzioni internazionali. La mozione Foggiato-Sandri guarda l'Europa attraverso la Corte europea, la Corte di giustizia e l'Unione europea. Questo, a mio avviso, è un diritto, quello diritto europeo, che prevede questo passaggio. Autonomia e indipendenza non condivisa nei termini della Lega dai consiglieri del Partito Democratico che con coccarda italica puntata hanno spiegato il loro concetto di autonomia. Superando le regioni a statuto speciale, le province autonome e arrivando ad un ridisegno della sede istituzionale del Paese con le macro regioni ma dentro uno Stato nazionale e dentro un'ipotesi di Stati Uniti d'Europa. Il governatore del Veneto Zaia taglia la testa al toro e rilancia proponendo un tavolo tecnico a costo zero per la regione di giuristi e costituzionalisti capaci di trovare la via per una consultazione popolare sul tema. Se nasce il tema dell'indipendenza, nasce proprio perché i veneti non ce la fanno più, quindi o questo Stato dà maggiore autonomia e quindi maggiori risorse, oppure i veneti hanno la possibilità, e possono farlo, di decidere se vogliono anche staccarsi. Autonomia sì, contrattacca la minoranza, ma nell'ambito dello Stato italiano e dell'Europa. Una forte autonomia del Veneto, così come quella di tutte le altre regioni, l'abbiamo previsto in una risoluzione che veda insieme un paese chiamato Italia che si unisce agli Stati Uniti d'Europa e che nel contempo al proprio interno contribuisce a rendere fortemente autonome le proprie regioni, con ciò devolvendo alle regioni non solo oneri ma forte autonomia anche economica.